Eccoci qua cari telespettatori, ben ritrovati con noi. Parliamo di questioni che riguardano le persone non autosufficienti, le persone anziane, anche la disabilità, e questo è un capitolo molto importante. Lo facciamo con lo SPCGL, in modo particolare ben ritrovata Maria Pistorello, segretaria SPCGL di Vicenza, grazie di essere qui. Buongiorno a tutti. E ben arrivata, ben collegata Valeria Baù, direttrice INCA Vicenza, grazie di esserci. Buongiorno, grazie a voi. Allora, il tema è quello della riforma della disabilità, una sperimentazione che c'è già stata, infatti non per niente abbiamo con noi collegata la direttrice di Vicenza, che però poi si estenderà rapidissimamente anche ad altri territori regionali, in modo particolare, se non sbaglio, le province di Treviso, di Venezia e di Verona. Allora, che cos'è questa riforma? Chi riguarda e perché è così importante? E c'è anche una scadenza, prossima per cui dovete assolutamente seguirci, che è quella della fine del mese di ottobre. Dopo ne spieghiamo, state qua con noi. Va bene, è la riforma della disabilità, la legge 62 del 2024, in attuazione anche di una legge precedente, porta alcune modifiche per quanto riguarda tutta la gestione proprio delle persone con disabilità, a partire da come le chiamiamo, perché tante volte si usa il termine handicappato, persona diversamente abile, cieco, sordo, senza considerare il fatto che prima di tutto noi abbiamo davanti una persona e la persona non è identificabile con la sua disabilità, ma la persona è una persona che ha un tipo di disabilità. Ecco, cominciamo intanto dal cambiamento del nome. Poi la riforma porta... Quindi che il nome come cambia praticamente? Cioè... che ora, da oggi in poi, noi parliamo di persone con disabilità. Che poi la persona può essere cieca, può essere sorda, può essere non autosufficiente, ma non viene identificata anche nel nome con la propria disabilità, perché poi possiamo avere una persona cieca che è una persona intelligentissima, che ha studiato, che fa anche un lavoro importante. Non tutte le persone che hanno quel tipo di disabilità sono uguali e quindi la legge, la riforma, cerca anche di evidenziare il fatto che non si possono prendere provvedimenti che vanno bene per tutti quelli che hanno quel tipo di disabilità, ma bisogna procedere a fare degli interventi personalizzati. Per quanto ci riguarda, noi siamo sindacato pensionati, siamo sul territorio per informare i nostri cittadini, dare tutte le informazioni possibili per quanto riguarda anche questa fase della vita, che diventa la non autosufficienza, anche se la riforma riguarda tutti i cittadini, non solo le persone anziane, ma anche quelle che purtroppo hanno disabilità, ma però in età molto diverse. E allora noi li aiutiamo, informandoli su quelli che sono i passi da fare per ottenere il riconoscimento della disabilità. La legge porta tra le varie cose questa innovazione. Allora, finora la domanda per il riconoscimento dell'invalidità veniva fatta presentando un certificato redatto dal proprio medico di famiglia o altro specialista, andando presso un patronato, nel nostro caso presso il patronato INCA, e il patronato INCA si incaricava di inoltrare la domanda poi all'INPS. Ora invece c'è la figura del medico certificatore, che dovrebbe essere comunque individuato al medico di medicina generale, il proprio medico di famiglia, il quale ha la facoltà alla facoltà? Alla facoltà, perché solo lui lo può fare. Il medico certificatore compila tutta quanta la certificazione medica che riguarda la persona che richiede il riconoscimento del proprio stato di invalidità e poi la inoltra all'INPS direttamente senza passare dal patronato. Però non è che il patronato non serva, anzi poi magari Valeria, la direttrice ci racconterà com'è andata a Vicenza, ce lo dirà, esatto, in maniera anche molto più
completa, perché c'è tutta una serie di passi da fare, di documentazione da produrre, affinché poi l'assegno, che se verrà erogato in seguito un assegno, venga reso esigibile da parte dei cittadini. Allora, la riforma parte per tutti dal 1° gennaio del 2027. Per quanto riguarda la provincia di Vicenza, noi siamo in sperimentazione già dal 30 di settembre dello scorso anno. Quindi ci sono già state fatte delle pratiche a Vicenza? Esattamente. Dopo vedremo. Sì, che sono state mandate direttamente. Noi invitiamo i nostri, naturalmente i familiari, perché di solito sono i familiari delle persone che chiedono il riconoscimento della disabilità, che si occupano di tutto, no, la parte amministrativa. Li invitiamo a comunque rivolgersi all'INCA, perché c'è bisogno di fare delle pratiche a supporto di questa domanda. Dal 1° di marzo invece prossimo in sperimentazione entreranno, anche per quanto riguarda il Veneto, le province di Treviso, Venezia e Verona. E allora, per cui vuol dire che dal 1° hanno tempo fino al 28 di febbraio per fare cosa? Per presentare, nel caso la richiesta di riconoscimento di invalidità sia in corso e quindi le persone abbiano già in mano un certificato redatto dal proprio medico. Per quanto riguarda queste 3 province in particolare, devono sapere che lo devono portare assolutamente entro il 28 di febbraio alla sede, al patronato, perché venga inoltrato. Naturalmente non aspettare il 28 di febbraio, dopo ce lo dirà meglio Valeria, perché tecnicamente c'è bisogno anche di tempo per fare, quindi almeno 2 o 3 giorni prima della fine di febbraio. Ecco, per ribadire il concetto, qua stiamo parlando di disabilità, ma possono rientrare anche quegli anziani che sono diventati non autosufficienti, hanno un problema a deambulare, hanno varie problematiche, oppure ci sono dei criteri stabiliti che definiscono la disabilità? No, i criteri non cambiano, sono sempre quelli. Cambiamo soltanto il nome con cui chiamare queste persone quindi chiamarle disabilità. Persone con disabilità, nei documenti ufficiali viene usato questo termine, e cambia la modalità di inoltro della domanda, perché, lo ripeto, viene fatta direttamente dal medico certificatore, che è il proprio medico di famiglia, o nel caso il proprio medico di famiglia non voglia farlo, procedere a fare questo certificato, perché è già successo, succede ancora tutti i giorni. Il patronato INCA poi si è dotato di propri medici sul territorio. Noi a Vicenza abbiamo i medici che sono in convenzione con l'INCA e che sono nelle sedi di Vicenza, Bassano e Schio. Perfetto, quindi non disperarsi se il medico... Assolutamente. Però diciamo che il medico dovrebbe farlo, perché viene già la disperazione, perché dopo magari uno va al patronato, il patronato non ce l'ha disponibile, oppure ci sono... No, ci siamo organizzati, poi Valeria avrà la possibilità di dirlo meglio di me. Allora, la prima cosa è questo certificato medico, quindi non supplisce la visita medica presso l'unità di valutativa di base? Ci sarà poi la visita medica. Questo è solo l'inoltro della domanda per il riconoscimento dell'invalidità. Il medico la compila sulla base di conoscenza diretta della persona, ma anche acquisendo documentazione medica a corredo della domanda. Perfetto. E poi appunto segue l'invio all'INPS, questo lo fa il medico? Il medico certificatore. Però conviene andare anche al patronato per avere un maggior controllo, e poi verrà fissata la visita medica. Esatto, una volta. E qui vediamo il terzo quadrante. Una volta ricevuto la documentazione, l'INPS manderà un messaggio alla persona, a chi ha fatto la domanda. Una volta che viene ricevuto questo messaggio,
la persona, la famiglia si deve rivolgere al patronato in modo da fare tutta la fase per agevolare la fase concessoria, ma l'INPS nello stesso tempo entro 90 giorni, si badi, e dovrebbe farlo entro 90 giorni, così dice la legge, deve fissare la visita da fare direttamente alla persona per accertare poi la sua condizione di disabilità. 90 giorni comunque sono un tempo che c'è, è un tempo congruo. La mia paura è che non venga osservato questo tempo. Infatti volevo dire, perché non è pochissimo, ma non è neanche non tanto, è pochissimo, però sono 3 mesi. È insomma un tempo secondo me accettabile, che sono poi 90 giorni per quanto riguarda le persone anziane, 30 giorni per i minori e 15 giorni per i malati oncologici. Ok. Poi segue eccolo qui vediamo le tempistiche del processo: 90 giorni dalla ricezione del certificato medico introduttivo, 30 giorni in caso di minori, 15 per i malati oncologici, e poi c'è il certificato unico polifunzionale. Sì, si chiama così perché un tempo, prima della riforma, si dovevano fare 2 domande per il riconoscimento dell'invalidità da una parte e poi anche agli effetti della legge 104. Adesso il certificato che viene rilasciato è unico e serve per tutto quanto. Ok, va bene, quindi sostituisce tutte le certificazioni. Esatto. E ha un valore di istanza per le prestazioni sociali, socioassistenziali e sociosanitarie. Esatto. Quindi vuol dire che sostituisce un'eventuale domanda che dovrebbe essere è comprensivo di tutto quanto. Dopo la visita medica presso l'unità valutativa di base, magari medico-sportiva. Sì, magari fossimo in quell'ambito. Invece no. Cosa c'è? La compilazione del questionario, di un questionario. Esatto, ma magari di questo magari ce ne parla la direttrice dell'INCA, che allora vediamo un po' perché è proprio perché questo viene fatto proprio da parte del patronato INCA, e quindi noi invitiamo le persone che si rivolgono a noi proprio di rivolgersi subito, di prendere contatto col patronato, perché il patronato può fare da tramite per l'inoltro all'INPS della documentazione necessaria poi per la fase concessoria della domanda. Perfetto. Direttrice, eccoci qua. Allora ci spieghi un attimo la situazione che è stata sperimentata a Vicenza e quindi la compilazione anche di questo questionario, insomma come ha funzionato la sperimentazione. Si rivolga al questionario VODAS, che non facciamo noi, ma devono compilare i medici certificatori in alcuni casi. Comunque noi a Vicenza siamo partiti dal 30 settembre con l'avvio della fase sperimentale. Fino al 29 settembre e nel mese di settembre abbiamo avuto, come ho detto più volte, l'assalto alla diligenza di coloro che avevano in mano il certificato medico redatto dal loro medico di base per l'inoltro della domanda di invalidità civile e che dovevano, perché la domanda veniva inoltrata solo con l'inoltro da parte nostra dei dati all'INPS e che dovevano inviare il tutto entro il 29 di settembre. E quindi consiglio e continuo a ribadire a chi abita nelle province di Treviso, Venezia e Verona: fatelo prima possibile, andate ai patronati, perché se non presentate la domanda attraverso i patronati entro il 28 di febbraio non potrete più farlo successivamente, ok? Quel certificato, lo ribadisco perché purtroppo a noi sono capitate persone dopo la scadenza del 29 convinte, perché il loro medico così aveva detto, che avrebbero potuto inoltrare il certificato e quindi la richiesta di validità civile anche successivamente alla scadenza, perché i certificati medici, i modelli C così si chiamano, quelli in vigore fino nelle province di Treviso, Verona e Venezia fino al 29 settembre, il 28 di febbraio hanno una validità di 90 giorni.
però se hanno un certificato fatto il 28 di febbraio, entro il 28 di febbraio il certificato deve essere inviata la domanda relativa a quel certificato di invalidità. Okay, Con il certificato introduttivo cambia tutto, nel senso che il certificato introduttivo che inoltra il medico certificatore vale come domanda, ok? Quindi, come dire, è già sufficiente aver inoltrato il certificato per avere la domanda presentata. Qual è il problema? Il problema è che se eventualmente ci fosse un beneficio economico, quel beneficio economico viene erogato solo se si inviano anche i dati socio-economici. Quei dati li inviamo noi del patronato. Cosa significa inviare i dati socio-economici? Vuol dire inviare all'INPS quello che occorre all'INPS per definire positivamente la domanda, e cioè inviare l'IBAN per l'accredito della prestazione, inviare i redditi che occorrono all'INPS per capire se effettivamente la persona ha diritto al beneficio, perché sono benefici per chi è in attività lavorativa che vengono erogati solo ed esclusivamente se non si superano determinati limiti di reddito. certo. E se una persona è ricoverata nel caso in cui la persona abbia diritto all'indennità d'accompagnamento. Okay? Chiaro, perfetto. Il certificato unico, la certificazione unica, riassume, contrariamente a prima, i verbali che arrivavano a casa delle persone. Se io facevo domanda di invalidità civile, legge 104, legge 68 per il collocamento mirato, prima della riforma mi arrivavano 3 raccomandate dall'INPS, una per l'invalidità civile, una per la 104, una per la legge 78, se c'era la cecità arrivava un altro verbale e così via. Adesso la certificazione unica riassume tutto quello che l'INPS ha valutato. Chiaro. Quindi validità 104, 68, eccetera. Ottimo, la interrompo un attimo perché continuiamo, abbiamo la pubblicità che incombe e quindi intanto anche le persone assimilano queste novità che non sono così immediate e semplici, ma ribadisco, andate presso le sedi dell'INCA, della CGIL, che sono il famoso patronato, chiedete tutte le informazioni, andate dal vostro medico di medicina generale che dovrebbe essere aggiornato, però attenzione alle tempistiche che hanno detto le segretarie qui presenti, andate alle sedi SPI che vi spiegano tutto quanto, è ancora più semplice. Torniamo dopo la pubblicità tra poco. Allora, stiamo facendo sempre uno schema, un riassunto di quello che cambia con questa sperimentazione del nuovo processo di accertamento. Chiedo a lei, direttrice, perché avete voi già attuato la sperimentazione. Non so se è in grado di rispondermi perché forse è una competenza più medica, però notavo che nei quadranti che abbiamo visto del vario procedimento, redazione del certificato medico introduttivo, la domanda che la fa il medico di medicina generale oppure la può fare anche il patronato INCA, adesso mi racconterà questo. Poi c'è l'invio all'INPS dei dati socio-economici, poi c'è la visita medica presso l'unità valutativa dell'INPS e poi c'è la compilazione del questionario VODAS. Che misurerebbe l'impatto della disabilità sulla vita quotidiana delle persone. Tra queste dice solo per maggiorenni in caso di diabete di tipo 2. Ecco, qua dice un messaggio, ma siete sicuri che i poveri invalidi si riescano a seguire questo complicato processo? Perché mi rendo conto che per chi lo sa è semplice, ma in realtà forse per chi ci ascolta e che ha qualche problema non è così semplice. Ma vuol dire che se, voi che l'avete sperimentato, se una persona ha un diabete di tipo 2 ha una forma di invalidità? Certo che sì. Questo Certo. è importante perché magari non tutti lo sanno. È una valutazione che fa il medico, hanno comunque delle tabelle dove a seconda delle patologie ci sono dei punteggi, però sì, chi ha diabete comunque ha un'invalidità. Quindi attenzione, chi avesse una... Il questionario VODAS lo compila il medico certificatore nel caso in cui ci siano questo tipo di patologie.
Nel, nel caso in cui invece sia l'unità valutativa di base dell'INPS che deve redigere il VODAS per, come dire, per verificare l'impatto della disabilità sulla vita della persona, lo fa l'INPS. Ovviamente, parlo dell'esperienza a Vicenza, l'INPS, che abbiamo sentito anche stamattina, ci dice: a Vicenza c'erano 7 commissioni dell'ASL che valutavano gli invalidi e quindi 7 commissioni con i rispettivi medici in ogni commissione. Okay? Adesso per la provincia di Vicenza c'è solo l'INPS di Vicenza, dove ci sono 7 medici per tutta la provincia. Avremo presumibilmente, almeno l'anno scorso queste sono state le domande, anche se secondo me da quando c'è la sperimentazione le domande sono diminuite, avremo per la provincia di Vicenza circa 30.000 domande presentate. Ci dicono già, guardate, che probabilmente non riusciremo a rispettare i termini dei 90 giorni per le visite. Perché sono in pochi, perché anche il questionario VODAS è un questionario abbastanza impegnativo dove devono indicare tutta una serie di dati e quindi questo al 2 di marzo avremo un altro incontro con l'INPS di Vicenza proprio per ragionare sulla riforma della disabilità e vedere a che punto siamo. Ecco, servirebbero risorse umane. So che all'INPS hanno fatto dei concorsi, però da quel che so non è un posto tanto appetibile neanche per i medici legali. Chiaro. Ecco, poi mi diceva appunto, ci raccontavate che qualora il medico di medicina generale non facesse questa iniziale valutazione, la si può fare e l'avete provata a fare voi dando nelle patronati dell'INCA, giusto? Capisco che ci siano i furbetti finti invalidi, ma questa burocrazia è esasperante. Vuol dire che da chi ci ascolta c'è un po' di difficoltà a comprendere i passaggi. Mi rendo conto, sì, è vero, è difficile. Allora, ipotizziamo il medico di medicina generale non lo vuole fare perché lo reputa troppo difficile, non lo so perché non lo fa, può succedere. Se voi avete dato disponibilità con dei medici, giusto? Certificatori? Sì. Noi abbiamo per la provincia di Vicenza 3 sedi dove abbiamo i nostri medici legali convenzionati che redigono i certificati, che sono Bassano, Schio per l'Alto Vicentino e Vicenza. Soprattutto per quanto riguarda la zona di Schio, Thiene, l'Alto Vicentino dalla parte ovest della provincia, diciamo così, abbiamo una richiesta altissima. Faccia conto che noi siamo presenti a Schio una volta alla settimana, perché più non riusciamo a fare, e abbiamo già tutto pieno per il mese di marzo, ma già da 15 giorni, perché lì non ci sono i medici di base che redigono i certificati produttivi. Ma non dovrebbero essere... Esatto, però non dovrebbero essere tenuti a farlo perché a questo punto la pratica diventa ancora più lunga, la persona che aspetta... Noi abbiamo avuto un incontro anche con l'Ordine dei Medici di Vicenza, i quali ci hanno spiegato che la legge non prevede l'obbligo di redigere per i medici di base il certificato introduttivo. E quindi i medici di base come dire, si sono tirati indietro subito perché ci dicono sono troppo pieni di lavoro. All'inizio sembrava che questo certificato introduttivo potesse essere redatto in 3-4 ore, nel senso che hanno preso paura perché ci dicono ci vuole troppo tempo per redigerlo. È un dato di fatto che comunque è molto più complesso rispetto all'ex modello che si presentava per le domande, perché oltre all'inserimento di tutta una serie di dati anagrafici dei soggetti che deve fare il medico, e quindi anche la mail, la PEC, la carta d'identità, permesso di soggiorno per gli stranieri, eccetera, deve allegare la certificazione medica specialistica che il soggetto ci porta.
Se invece dovesse redigere anche il VODAS, i nostri medici ci dicono ci vorrebbe almeno un'altra mezz'ora per redigere il certificato. E quindi capite bene che è un dispendio anche di tempo notevole. Noi, quando vengono i medici da noi, diamo loro una mano a scannerizzare i documenti per fare in modo agevolare che la pratica. in un tempo abbastanza umano definisca questo certificato. Chiaro. Allora non è così semplice come sembra, no, neanche a livello pratico. Ma anche rispondendo ai messaggi che abbiamo ricevuto quest'oggi, questa riforma secondo noi penalizza le persone e le loro famiglie, perché rende più complicata tutta la vicenda, perché con il sistema di prima il certificato medico comunque veniva redatto dal proprio medico di famiglia, le persone dovevano passare obbligatoriamente, o le mandano direttamente in via telematica, per carità, per chi è capace, ma dovevano passare necessariamente al patronato, e noi davamo tutto il supporto e tutta l'informazione. I nostri operatori INCA sono molto preparati proprio per dare tutta la tutela necessaria alle persone. Secondo noi con questa riforma si è voluto proprio penalizzare le famiglie e in qualche maniera scoraggiare. Esattamente. Però io vi dico, l'INCA, il patronato INCA è a disposizione per tutte quante le informazioni, lo SPI CGIL in tutte le nostre sedi è a disposizione. Ribadisco che dal 1° marzo la sperimentazione interesserà anche le province di Treviso, Venezia e Verona, e quindi le persone sappiano che se hanno in mano già un certificato medico redatto dal proprio medico per il riconoscimento dell'invalidità, si devono recare al patronato entro assolutamente il 28 di febbraio, perché subito. Poi non c'è assolutamente più tempo per farlo, si dovrà passare al nuovo sistema di certificazione. Aiuto, non abbiamo parlato del progetto di vita che il cittadino può chiedere, l'elaborazione di un progetto di vita individuale, ma questo diventa anche più complesso. No, ma questo non solo è una cosa positiva all'interno di questa legge, ma speriamo diventi operativa invece. Lo ripeto, speriamo diventi operativa veramente, perché per adesso è solo sulla carta. Sulla carta, perché mancano gli ambiti territoriali e sociali e i punti unici di accesso, i famosi PUA. Allora, detto questo, grazie Maria Pistorello, segretaria di Vicenza della SPI-CGIL, grazie di essere stata collegata qui con noi Valeria Baù, direttrice INCA Vicenza, grazie anche a lei. E a voi telespettatori di averci seguito. Io vi dico, rivedete la puntata su YouTube, ci sono le repliche, vedetela sul web, soprattutto prenotatevi nei 400 punti che ci sono nel Veneto, eccoli qua, sportelli in tutto il Veneto, dove potete avere un'assistenza e un consiglio prenotando prima. Buon proseguimento, a presto.